Direttore, qual è stato il momento più difficile e quello invece più gratificante? Allora, il momento più difficile è stato sicuramente il Covid-19, che ha mostrato ovviamente tutte le difficoltà di relazione, difficoltà di lavorare insieme, le difficoltà di gestire un'epidemia di quel tipo. Il motivo, e il più bello gratificante, è stato sicuramente il primo motivo gratificante, aver portato l'Università di Padova a Treviso la scuola di medicina. Il secondo certamente la costruzione della cittadella sanitaria di Treviso. In che direzione sta andando la sanità? La sanità sta andando in una direzione correttissima, il DM77 ci porterà ovviamente a territorializzare, cosa importante grazie alle case di comunità, grazie agli ospedali di comunità. Questo ci servirà ad evitare l'afflusso indiscriminato all'interno dei pronti soccorsi, perché la casa di comunità e chi ci sarà andranno a gestire la cronicità, cioè tutte quelle persone che possono essere visti, codici bianchi e verdi, tranquillamente in un ambulatorio polispecialistico come sarà la casa di comunità. C'è stata una pandemia di mezzo che è durata 2 anni e mezzo, però siamo soddisfatti, sono soddisfatto del lavoro fatto dai miei collaboratori perché abbiamo sostanzialmente investito 300 milioni su tecnologie e su strutture. Abbiamo fatto una cittadella sanitaria, la cittadella ospedaliera di Treviso, stiamo terminando l'ospedale di Conegliano, 17 case di comunità e 4 ospedali di comunità, nonché la formazione e l'investimento sui professionisti. Siamo cresciuti anche in termini di qualità dei professionisti e quindi credo che alla fine si possa fare un bilancio positivo. Ringrazio l'Università per questa e la Regione per questa opportunità importantissima di crescita e soprattutto è un momento di attrazione per i futuri professionisti che conoscono Treviso e poi resteranno a lavorare a Treviso. Qualche cosa che manca, che avrebbero voluto concludere? Sicuramente un progetto che è stato messo in piedi, che ho fortemente voluto, che era l'ospedale nuovo di Conegliano. Sta andando avanti, certamente avrei voluto finirlo io, ma comunque sarà per il mio successore. Intanto siamo onorati di aver avuto una campionessa come la Von qua da noi, vuol dire che ha scelto Treviso, evidentemente perché Treviso ha delle caratteristiche e professionalità importanti. Poi la battuta per me è goliardica, l'accetto, anzi ringrazio per essere venuta qua e contemporaneamente la ringrazio perché noi abbiamo dei collaboratori bravissimi e evidentemente anche belli. Un grande sforzo e qua sì ringrazio veramente i miei collaboratori, datemi il permesso di farlo, li ringrazio come ringrazio i sindaci che si sono adoperati affinché le 3 ULSS, le 3 vecchie aziende, la 7, la 8 e la 9 potessero diventare azienda ULSS numero 2. Un lavoro grossissimo, difficoltà tantissime perché bisognava amalgamare culture diverse, gestioni diverse. Ci siamo riusciti, io credo anche molto bene, e l'altra cosa importante, abbiamo sempre mantenuto la barra, non tagliando niente sul bilancio. Io posso dire che in questi 10 anni il nostro bilancio è sempre stato in attivo o in pareggio, quindi credo che sia una grande cosa e ringrazio tutti per questo. E adesso? E adesso stiamo a guardare, io mi prendo un periodo di riflessione, di pausa, forse un po' me lo merito e poi vedremo in avanti cosa fare. Grazie. Parlano di Francesco Benazzi, nuovo sindaco di Treviso. Parlano male, sparlano direi, assolutamente sparlano, non esiste. Io penso che resterò in un campo, immagino, sanitario, adesso però devo decidere i tempi, quando saranno i tempi maturi deciderò. Oggi veramente mi prendo una pausa di riflessione. 10 anni sono stati logoranti, oltre che soddisfazioni anche tanto logorio, come diceva Calindri, della vita moderna. Sono stati 10 anni straordinari. Per me sono stati importantissimi perché abbiamo vissuto fianco a fianco, perché i primi 5 anni sono stati come direttore medico del Cafoncello e gli ultimi e i secondi 5 anni proprio come direttore sanitario, quindi come stretto collaboratore. Sono stati anni molto impegnativi perché il contesto è stato molto impegnativo, però sono stati anche anni molto ricchi. Io riconosco al dottor Benazzi delle qualità umane straordinarie, io penso siano veramente straordinarie, che sono una grande competenza professionale, una grande capacità di analisi e una capacità di lavorare instancabile. E in questo modo credo siamo riusciti ad affrontare delle sfide che sono state veramente impegnative, dalla riunificazione della ULSS, che prima erano 3 ULSS, adesso è diventata un'azienda unica, la grande sfida del Covid e poi tutte le criticità che man mano sono venute avanti. Ma veramente ho letto
Ho letto un'intervista dell'assessore alla sanità recentemente che diceva che le idee camminano sulle gambe e quindi bisogna che le gambe siano buone per camminare. Ecco, credo che il direttore generale, a cui mi lega anche un rapporto personale molto stretto, sia stato veramente una persona che ha fatto gran bene e abbia lavorato molto bene in questo territorio per questa azienda. Avete lavorato molto sul ricambio generazionale, tanti nuovi primari. Sì, questa è sempre stata una sua grande idea, credo che sia sempre stato importante. Allora, uno è una necessità ovviamente fisiologica di sostituire le persone che vanno via, quindi questo è importante, quindi fare concorsi eccetera, ma anche è stato molto importante l'idea di non lasciare mai dei posti vuoti o di lasciar passare il tempo, quindi non so, man mano che i primariati erano vacanti di rioccuparli subito, perché in questo modo anche i giovani potevano trovare un punto di riferimento. E poi ovviamente i primari si scelgono per concorso, è ovvio, però magari quando era possibile si cercava di puntare sui giovani, sui motivati, sui bravi professionisti.